Eccoci qua. Allora, quando so che c'è una telefonata di un telespettatore, quando l'abbiamo in linea, la regia me lo segnala e passiamo la linea al nostro telespettatore. Intanto vediamo di proseguire nel raccontare un po' la gestione di ETRA. Sì, dicevo prima che l'argomento perdite è un argomento che riceve molta attenzione da parte della nostra società, perdite per quanto riguarda l'idrico. Ma su segnalazioni perché sono i cittadini che si rendono conto, oppure in generale perché è un problema sentito, cioè la perdita di risorsa idrica e quindi di acqua? Beh, prima di tutto perché l'acqua è un valore estremamente importante, proprio per quello che si diceva prima, è un bene comune, quindi bisogna fare un uso oculato dell'acqua. I primi a doverlo, diciamo così, utilizzare con coscienza deve essere proprio la società che lo gestisce, il servizio idrico. Noi riusciamo a rilevare appunto queste perdite perché rileviamo che il quantitativo di acqua immessa in rete non corrisponde all'acqua che poi viene utilizzata dall'utenza. Abbiamo appunto situazioni di criticità come l'altopiano di Asiago, proprio per la conformazione morfologica di quel territorio, è un territorio montano, quindi sottoposto a continui smottamenti, movimenti del terreno e che quindi anche dissesta le stesse tubature, la stessa rete. Ecco, quindi ci possono essere situazioni di criticità e sono dovute proprio a questa particolare conformazione territoriale. Ci sono invece situazioni, diciamo così, ottimali, come quelle della cintura di Padova, ricordo comune di Vigonza, Cadoneghe, eccetera, dove il quantitativo di acqua, diciamo così, che viene dispersa è praticamente trascurabile. Un attimo solo la telefonata. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Da dove chiama? Sono Augusto della provincia di Venezia. Dica. Quindi fuori territorio ETRA. A me mi giunge delle notizie a dir poco allarmanti. Cioè? Che fanno delle aggiunte nell'acqua di certi prodotti tipo fluoro o altro che vanno a incidere nel sistema delle persone. Io la do a bere, ripeto, la do a bere come la sento. Se quello che dicono sarebbe un po' sconvolgente la notizia, visto che qui abbiamo un preposto che ne sa più di me, vorrei anche avere informazioni. una delucidazione. Certo. Grazie signor Augusto, grazie molte. Allora, è possibile, a parte voi, fuori Venezia, fuori dal vostro bacino, ma è possibile questo, fluoro, quant'altro come aggiunte? No, l'unica componente che viene aggiunta all'acqua è per abbattere ovviamente qualche formazione batterica, è una componente di cloro, ma in dosaggi assolutamente non nocivi per l'uomo. Quindi l'unica cosa che può essere aggiunta Certo, l'unica cosa che può essere aggiunta è questa. a norma di legge, esistono delle leggi che regolamentano questo. Non può essere aggiunto nessun altro componente. Ecco, benissimo, quindi chiarito questo. A questo proposito di aggiunte o meno, la carica batteriologica dell'acqua è variabile, è un'entità variabile, o anche quando si dice l'acqua è tanto dura, contiene calcio, meno calcio, minerali, poi fanno tanta pubblicità di tanti depuratori, allora le persone si pongono 3500 dubbi, dicono: ma la cosiddetta acqua del sindaco è buona veramente o mi devo stare un attimo accorto, attento? Perché effettivamente siamo bombardati da messaggi di tutti i tipi, però per chiudere l'argomento acqua. Sì, allora il problema delle eventuali presenze batteriche viene risolto con appunto questa aggiunta di cloro nell'acqua in dosi, ripeto, non nocive ma consentite dalla normativa sia nazionale che europea. Per quanto riguarda la durezza invece dell'acqua e quindi per quanto riguarda le sostanze disciolte all'interno dell'acqua, la nostra è quella gestita da ETRA, è un'acqua di ottima qualità, non è eccessivamente dura, non è un'acqua, diciamo così, come quella d'alta montagna, perché appunto, ripeto, è un'acqua che proviene dalle cavità carsiche del massiccio del Grappa e va poi a stabilizzarsi ai piedi
diciamo così, di tutta la catena montuosa della zona di Asiago. Ecco, è un'acqua di media durezza, di buona qualità, su questo lo dicono certificazioni che provengono anche da istituti indipendenti rispetto alla nostra società. Quindi certificata, insomma. Certificata. Io, per dire, bevo tranquillamente l'acqua di rubinetto. Ecco, quindi anche dal punto di vista batteriologico è un'acqua controllata, ma ci possono essere acque in generale Possono più esserci dure? poi ovviamente i controlli servono anche a questo, i controlli giornalieri che vengono fatti servono anche a questo, cioè evitare che ci possano essere delle contaminazioni o se ci sono contaminazioni recepirle in tempo reale in modo da fare immediatamente i dovuti interventi. Un attimo solo, interrompo solo. Pronto? Buongiorno, sono Lino della provincia di Verona, Sì, prego. precisamente da Bovolone. Io ho già intervenuto nel passato, signora, un anno e mezzo fa, ma ho cambiato residenza e non vedevo più la vostra rete. Bene, Io ci fa volevo piacere che ci hai intervenire. ritrovato, dica tutto. Io voglio intervenire, sono sempre dalla parte critica, perché la perfezione che dice il signore, che sarà un dirigente delle acque pubbliche, io posso dire a Verona, per esempio, specialmente a Bovolone, specialmente al sottoscritto, specialmente, e innanzitutto le depurazioni non sono carenti, non ci sono, perché le più parti ci sono comuni fatti con acque miste, quando piove l'acqua se ne va nei canali, si va nei fiumiciattoli. Poi uno. Secondo luogo, da noi la depurazione non esiste perché hanno messo un collettore che diceva è uno scolo, che praticamente le campagne perdono acqua e non si può depurare, c'è un sfioratore e va dentro nel fiume e si fanno pagare. L'altro depuratore non funziona, hanno inventato, speso tanti soldi, questo è una. Nel funzionamento pubblico quel signore deve avvisare quelli degli acque veronesi, va bene, cosa fanno? Mandano bollette senza controllare i contatori. Per noi, per esempio, qui io parlo sempre del veronese, nel 2007 hanno preso la gestione delle acque veronesi, va bene, e praticamente, ma loro mettono la bolletta dall'inizio che uno si è allacciato. Io mi sono allacciato all'acquedotto con la casa nel 1976. Chiaro che era quindi il problema dei controlli, no, le fai No, riferimento... non è dei controlli, vogliono far pagare quello che non è vero. Va Capito? bene. Questa è la faccenda, non è una faccenda che sono tutti perfetti, sono la più parte, sono dei ladroni. Ha capito cosa le voglio dire? Ho capito, signore? no, Scusi è stato chiarissimo. E questo è cantare la perfezione. Anche il Padre nostro dice che rimettono i debiti come noi rimettiamo i nostri debitori. No, ma è E stato... invece qui dobbiamo solo pagare quella gente lì che non fa niente. Grazie del suo intervento. No, noi abbiamo la fortuna di avere ETRA presente, rappresenta una realtà virtuosa. Quindi c'è fortuna, cioè, da questo punto di vista fanno i controlli eccetera, però effettivamente in base ai messaggi che arrivano c'erano dei messaggi che dicevano il servizio pubblico lascia molte volte a desiderare per falle eccetera quant'altro, infatti non è ETRA che ha tutto il bacino del nord Italia eccetera, probabilmente anche il stesso discorso di acque chiariamo veronesi che io rappresento una realtà, una delle realtà. Una realtà ristretta. Il Veneto è caratterizzato da una moltitudine di società dell'idrico. Quante ce ne sono? Tantine? Ce ne sono oltre una decina. Caspita, se pensiamo che in una regione ce ne sono oltre una decina, pensiamo Oltre a una livello... decina, adesso il numero esatto, anzi mi sa che siamo anche intorno ai 15 soggetti. No, per quello che magari tanti telespettatori che hanno dei problemi, ci dice c'è il collettore, oppure vedono perdite, vedono controlli sui consumi che sono errati, magari dicono forse il privato mi risolverebbe i problemi, mi fa pagare di meno. Chi invece si trova magari qui con la vostra... ma qui sta l'equivoco. Allora, la bolletta dell'idrico, non so se in una delle slide che vi ho inviato c'è un formulone. La bolletta viene determinata, anzi la tariffa
dell'acqua viene determinata attraverso un formulone che è lunghissimo, che tiene conto dei costi diretti, dei costi di gestione, dei costi di investimento, di manutenzione, ma è relativa ai costi gestionali complessivi del sistema idrico. Non c'è una componente che invece si trova nei bilanci delle società private, e cioè la componente ricavi. Tutto ciò che noi chiediamo ai cittadini è quanto costa la gestione del servizio idrico e quanto costano gli investimenti che noi facciamo nel territorio. Non viene chiesto un centesimo in più. Se il sistema passasse... Penso che sia questo il formulone. Se il sistema passasse da una gestione pubblica ad una gestione privatistica, a quel formulone dovremmo aggiungere un'altra componente, ed è la componente ricavi, perché un privato non fa nulla se non guadagna a fine anno un quid, altrimenti chiude. Chiarissimo, quindi questo è fondamentale. E comunque il cittadino può sempre interagire, questa è relativamente un'altra osservazione, con l'azienda, facendo segnalazioni, chiedendo interventi, qualora ravvisasse delle anomalie di sistema. Certamente. O è doveroso che lo faccia addirittura, perché... Certamente, allora, a parte i controlli che noi facciamo, ricordo che ne facciamo annualmente circa 24.000 controlli. La rete è ampia, quindi immaginiamo che i controlli devono essere anche puntuali. Ma accanto a questo l'utente di ETRA può accedere al nostro sito, che peraltro è stato rinnovato dal 1° settembre di quest'anno, che è diventato quindi anche un sito interattivo, nel senso che si può anche consultare la propria bolletta, il numero, i propri pagamenti, il numero anche per quanto riguarda il servizio idrico. Per quanto riguarda il servizio invece rifiuti, capire anche quanti conferimenti sono stati fatti magari nelle isole ecologiche utilizzando la nostra tesserina. E all'interno comunque del nostro sito ci sono tutte le informazioni e tutti i riferimenti per eventualmente allertare la nostra società su eventuali disservizi, disfunzioni o situazioni di emergenza, come potrebbero essere magari situazioni di inquinamento dell'acqua. Perfetto. Allora, parentesi, abbiamo chiuso la parentesi acqua, servizio idrico, anche se so che interessa moltissimo i nostri telespettatori, però altrettanto importante è quello di gestione dei rifiuti, sì. Perché vediamo dove ci si verificano le emergenze, i rifiuti, che c'è sempre quest'ansia che pervade tutti, perché abbiamo davanti agli occhi le immagini, chi c'è stato, la realtà di alcuni paesi del sud Italia devastate proprio dai rifiuti. Ogni tanto ci arriva quest'onda lunga di rischio anche per noi. Può essere così oppure no? È sotto controllo nelle raccolte rifiuti? Come avviene? Qui cambia molto da realtà a realtà. Io posso parlare per l'azienda che rappresento. Noi svolgiamo servizi ambientali in maniera integrata. Cosa significa? Significa che noi ci occupiamo dei rifiuti dalla fase di produzione. Come? Lo facciamo attraverso progetti di riduzione del quantitativo di rifiuti, perché devo ricordare un concetto fondamentale. Meno rifiuti produciamo, meno cara sarà anche la bolletta. Però non dipende tanto da noi. Non dipende tanto da noi, dipende da due fattori però fondamentali. Un sistema industriale, nazionale, europeo, mondiale, che purtroppo produce molto rifiuto, perché se vado a comprare una lavatrice e mi trovo poi 2 metri cubi di imballaggio, è evidente che questo non dipende da me, da lei o dal cittadino utente, ma dipende da un sistema industriale che induce alla produzione. E quindi qui ci occorrerebbe una normativa, diciamo così, europea, se non può farla quella nazionale, di riduzione del quantitativo di rifiuti. Però noi ci mettiamo del nostro, e cioè cerchiamo di far sì che i nostri utenti producano meno rifiuti possibile. Come? Lo si può fare, ad esempio,
utilizzando meno rifiuto non riciclabile, a cominciare anche delle piccole azioni. La settimana scorsa sono stato nel comune di Nove, che è un comune nostro socio, il comune della ceramica, e abbiamo portato un messaggio. Fermo là, e adesso lo lascio in suspense, perché così i nostri telespettatori ci seguono. Pubblicità e sentiamo adesso che messaggio, che cosa è successo a Nove, tra pochissimo.